sullo scatolone. Senti, quanto pesava questa cosa? No, dai. Non lo vuole. Riformare l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, con quale finalità, con quale obiettivo? Attenzione. L'obiettivo è rendere più efficiente l'Agenzia dei Beni Confiscati, ma soprattutto mettere a frutto, utilizzare gli 80 miliardi di patrimonio confiscato alla mafia. Prioritariamente garantire la funzione sociale, quindi ai comuni, alle regioni, alle associazioni che ne fanno richiesta, ma entro un termine. Noi chiediamo intanto di istituire un albo dei beni confiscati che non esiste e poi entro 3 mesi qualcuno ne faccia richiesta, in caso contrario vanno messi in vendita. Vendendo questo patrimonio potremmo impedire di aumentare le tasse, potremmo intervenire sul cuneo fiscale, vale più di una manovra, e aggiungo, potremmo anche bonificare, quindi garantendo la funzione sociale, quei territori che sono colpiti dalle ecomafie, distrutti dalle ecomafie o comunque colpiti da dissesti idrogeologici. Tante cose si possono fare proprio utilizzando quei beni sottratti alla criminalità e al contrario utilizzarli per fini sociali. Aggiungo, nel Fondo Unico Giustizia ci sono 2 miliardi di euro in contanti, 1 miliardo immediatamente disponibile, 1 miliardo in titoli e azioni di Stato. Bastava venderli e avremmo immediatamente impedito l'aumento dell'IVA, l'aumento dell'IMU. Ecco, lo Stato non l'ha voluto fare. Noi crediamo che queste cassaforti vadano aperte perché sono il messaggio che passa e che alla fine è più conveniente la mafia dello Stato. Quali sono le prossime iniziative di questo iter? Come si impegna? Immediatamente inizieremo con i nostri banchetti in giro per l'Italia, per le piazze italiane, come abbiamo fatto in precedenza, a raccogliere le firme, perché il disegno di legge di iniziativa popolare questo è: chiedere ai cittadini di dare una mano e di condividere questa proposta. Poi, una volta depositate le firme, staremo a vigilare affinché il Parlamento provveda immediatamente a metterlo all'ordine del giorno e a trattarlo, e lì vedremo chi sta dalla parte dei cittadini e al contrario chi sta alla parte della tutela dei beni confiscati. Pensate, 1700 aziende confiscate e in questo momento 1709 per la precisione, il 90% fallisce tra il momento del sequestro e il momento della confisca. Noi riteniamo che invece vadano affidate o vendute o affidate a cooperative di lavoratori per fare in modo che garantiscano occupazione e non che al contrario garantiscano distruzione.